o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buon anno carissimi amici, eccoci nuovamente insieme, 2025, speriamo sia un anno tranquillo con le guerre che si fermino, con le buone notizie, insomma noi ce la mettiamo tutta nella speranza e nell'ottimismo, ma come sempre io voglio dare il benvenuto, il bentornato, il buon anno a un carissimo musicista, un grande fisarmonicista, Gianluca Campi, in collegamento con noi. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Rezza, mi fa bentornato. veramente piacere risentirti. A chi lo dici Gianluca? Eri un po' scomparso, ti ho rincorso varie volte, è successo un po' di tutto. È vero, ma hai ti ho ragione, ritrovato. sì, ho avuto un sacco di impegni in questi periodi che tra l'altro si sono più intensificati, ma ce l'abbiamo fatta a rincontrarci. Bravo, ecco. bravo Gianluca. Tu mi stai rispondendo dalla Liguria, dove sei esattamente? Sì, ti telefono proprio dalla mia abitazione che è in provincia di La Spezia, che è un paesino che si chiama Rio di Sesta Cotano. Ovviamente un po' più diciamo spostato perché come tu ben sai io ho anche dei cani. Ah già, i famosi cani, ci sono sempre i cani. Stanno bene i cani? Sempre, sì. Bene, bene. Allora, Di carissimo tanta compagnia. Gianluca, Sì. presentiamoti ai nostri ascoltatori che non ti conoscono, quelli che non ti conoscono. So che hai avuto tante visualizzazioni, quindi hai tanti ammiratori, tanti amici che ti stimano giustamente, che ti apprezzano come ti apprezzeranno coloro che ancora non ti conoscono. Intanto tu sei un concertista di fisarmonica, questo bellissimo strumento, bello, bellissimo, che tu suoni da quando avevi 11 anni, Gianluca. Hai cominciato... Sì. Come diciamo tutti quando iniziano con questo meraviglioso strumento che si sa che nasce da radici popolari, si affronta ecco di qualcosa di popolare e poi da lì, essendo uno strumento che si è evoluto, ognuno sceglie la propria strada, diciamo, senza mai rinnegare a quello che si è iniziato. Ecco. Giusto, E quindi qua si giustamente. parlare lontano, se si può dire lontano, dell'87, ecco, quando avevo 11 anni. Senti, infatti tu hai iniziato appunto a 11 anni a studiare Sì. fisarmonica, poi hai partecipato a un concorso internazionale di Vercelli e hai pensato bene di Sì. vincerti un primo posto. Sì, io non ho fatto tanti concorsi nell'arco della mia attività, ma all'inizio ho subito fatto questi concorsi internazionali e nazionali e insomma promettevo abbastanza bene, ecco. Promettevi, hai promesso e continui a promettere. Bravo Gianluca, ormai sei un Ti musicista ringrazio. affermato, però bisogna sempre continuare a studiare. Senti Gianluca, intanto a 13 anni sei stato definito enfant prodige e il Paganini della fisarmonica, quindi due soprannomi veramente molto importanti, enfant prodige e Paganini della fisarmonica, quindi non si scherza con questi soprattutto. Sì, diciamo questi soprannomi si mettono giusto per la precocità, no? Che avevano notato, io avevo anche iniziato anche da poco, quindi poi ho affrontato subito i concorsi e poi sono riuscito a ottenere anche diciamo una buona dose di tecnica anche nel giro di pochi anni, ecco, quindi insomma così sono stati dati questi appellativi, anche se il secondo appellativo mi era stato dato poi per un'altra motivazione, Ecco, adesso poi la successivamente. spiegherai tu. Intanto mi spiace che tu non sia in collegamento con Skype, in modo che tu possa vedere le fotografie che si alternano, le tue fotografie, poi i filmati che vedremo, al quali Che bellezza, i nostri ascoltatori. mi fa Ma poi veramente piacere. Sì, vabbè, ma diciamo io che mi devo organizzare in una maniera
diversa, ecco. Sì, voi musicisti siete poco tecnologici per la verità, col vostro strumento andate in giro, ma poi Sì, dovete perché ci dedichiamo tanto tempo con lo studio, noi ci racchiudiamo, ecco, nel nostro studio così e quindi ci si dedica un po' poco, ecco. Poi c'è chi è più portato dalla tecnologia e chi meno come me e allora e allora succedono. la trasmissione la segui con il telefonino, ma io ti manderò poi la registrazione della nostra chiacchierata. Senti Molto Gianluca, io volentieri. comincerei proprio per, dare il via anche all'ascolto dei brani da te eseguiti, con qualche cosa che ci porta indietro nel tempo, però personalmente penso che anche a te sia molto caro questo brano, ovvero il Capriccio numero 15 di Niccolò Paganini, quindi qui riagganciamo al fatto che tu sia il Paganini della fisarmonica e tu la suoni con Sì. questa storica fisarmonica dalla Pe, una storica fabbrica di fisarmoniche di Stradella. Sì, Mi pare che ci siamo che conosciuti proprio a quei tempi, quando sì, il titolare quando era Amleto dalla diretta Pe. da sì, sì, assolutamente, da Amleto Dalla Pe che tu hai conosciuto benissimo, ecco, che purtroppo oggi non c'è più per la questione che c'era stato appunto nel periodo del lockdown, appunto. E comunque ho sempre usato questa fisarmonica e ho dei bellissimi ricordi, anche di un concorso importantissimo che ho fatto nel 2000. E poi siamo arrivati a incidere anche un monografico, ecco, la Tutto musica è dedicata a Niccolò a Niccolò Paganini. Paganini. E allora proprio partiamo con il Capriccio numero 15, tu, imbracci, è corretto dire imbracci la fisarmonica? Beh, sì, imbracciare questo strumento, Ecco, sì. imbracci la fisarmonica dalla Pe e quindi diamo ancora risalto e omaggio al nostro carissimo amico Amleto Dalla Pe, che senz'altro ci segue, dall'alto e sentiamo un giovane, No? Gianluca Campi con la campanella di con il Capriccio numero 15.
E bravissimo Gianluca Campi col Capriccio numero 15 di Niccolò Grazie, Paganini. Come grazie. mai questo avvicinamento al grande compositore genovese? Cos'è essere corregionali? Come mai che, Paganini Beh, piuttosto che un sì, altro? Perché a Paganini hai sì. dedicato veramente molte composizioni, Gianluca. Sì, tra l'altro sono per violino ovviamente, si sa, Questo ecco, sì. qui quindi entriamo nel mondo della trascrizione ovviamente. E in questo caso per i capricci dove si sente anche l'accompagnamento della mano sinistra, essendo capricci per violino solo, e qui si parla di elaborazione. Innanzitutto, come dici tu, un po' un conterraneo che questo ci sta proprio e cresciuto anche con la sua musica, il mio maestro ad esempio di armonia, Paolo Conti, che aveva iniziato con delle prime trascrizioni per fisarmonica e da lì ho preso spunto e mi ha dato diciamo questo input così importante e da lì poi anche si può anche dire che Niccolò Paganini che a differenza, si può dire, un altro ispiratore che è stato Johann Sebastian Bach a livello spirituale, a livello disciplinare, ecco, dal punto di vista dello strumento, Niccolò Paganini col suo virtuosismo innovativo ha dato ispirazione anche sia ai compositori del suo tempo come Chopin quando poi compose gli studi per pianoforte, Franz Liszt con gli studi trascendentali, Schumann, ecco, che è stato il primo, no? Che ha composto per pianoforte dai capricci per violino e quindi anche l'accompagnamento dei 24 capricci. Da lì ha ispirato anche gli esecutori odierni, diciamo più attuali, come i 24 capricci eseguiti per flauto solo, per chitarra sola, e ho detto perché non per fisarmonica, ecco, e Eh, vedo che ha diciamo un'innovazione anche su questo strumento. Beh, funziona anche dal punto di vista sonoro, ma anche di questo virtuosismo. E adesso Ecco. sentiremo qualcos'altro, Gianluca, visto che sei ormai il titolo di Paganini della fisarmonica, non te lo tolgono più questo periodo. Magari te ne aggiungono degli altri, ma Paganini della fisarmonica è tuo, Gianluca. Mi Ehm, sa proprio che, ma proprio diciamo quando si danno questi appellativi, è giusto specificare che non è che si viene paragonati certo, al grande assolutamente. genio, noi strumentisti diciamo attuali siamo più che altro al servizio della loro genialità, Bravo, ecco, bravo Gianluca. in questo Senti, caso. intanto voglio ricordare ai nostri ascoltatori, magari anche ai tuoi amici che ti hanno seguito su Facebook, che è un programma in diretta, senza filtri né censure, quindi do il numero, anche se viene riportato sotto il nostro, come si chiama? Dillo tu. Certo, dallo No, schermo In qualcosa, sovraimpressione. sovraimpressione, ecco, chiedo aiuto al tecnico perché allora 02 certo. 92 94 72 22. Chi volesse chiamare in diretta è una radio senza filtri né censure, quindi possono intervenire immediatamente. Senti Gianluca, soffermiamoci ancora sulla campanella, che è un po' lunga, semmai eventualmente la sfumiamo, perché abbiamo tante cose da ascoltare Certo. e dialogare con te. Quindi passiamo alla campanella, nel frattempo ruotano le tue fotografie con le tue varie interpretazioni con la fisarmonica, sei in luoghi diversi, mi Sì. spiace che tu non possa dirci esattamente dove ti trovi perché ci segui soltanto con il telefono. È vero, è vero. E quindi a ognuno lasciamo l'immaginazione. Qui per esempio sei con la chitarra, con la fisarmonica e una rosa, per esempio. Probabilmente eseguivi dei Sì, tanghi argentini in quel momento. bravissima, Eh? ma proprio ispirata, diciamo, questa foto al tango, perché come tu ben sai, oltre alla musica classica, mi Certo. piace nel mio repertorio inserire sia la musica da film e anche il tango argentino, sia tradizionale, perché poi ho arrangiato anche dei tanghi tradizionali come Caminito, A Media Luz, Il Cioclo, fino diciamo al tango nuovo, quello di Astor Piazzolla, si sa, ecco. Vabbè, ma adesso torniamo alla campanella di Paganini, quindi ce l'ascoltiamo, poi parleremo anche della tua tournée in Argentina e in Brasile, quindi parleremo Sì, della musica, ecco, anche di folklore, parleremo di sì, tutto quello che il tempo ci assolutamente. consente.
Gianluca, ti chiediamo scusa perché sfumiamo su questa meravigliosa campanella, però siccome dura 6 minuti vogliamo ascoltare il più possibile. Intanto senti, la Certo. critica di te ha detto è un virtuoso di prim'ordine, non soltanto riesce a eseguire un numero impressionante di note nel più breve tempo possibile, ma conduce il fraseggio in modo da tenere sempre alta la tensione emotiva, fa cantare e parlare il suo strumento. È vero, è Sì, vero. questa è stata sì una critica sulla rivista Musica quando era uscito nel 2006 questo monografico paganiniano tramite l'etichetta Phoenix e da lì ovviamente quando si parla di Paganini è ovvio che in un primo momento si parla di virtuosismo, ma è sempre al servizio della musica, ecco, perché lui aveva un altro lato che era quello del lirista e diciamo che aveva anche composto dei cantabili fantastici. Comunque anche il virtuosismo deve essere sempre al servizio della musica e quindi questo commento va proprio a rammentare proprio questa cosa qui, ecco. Senti E Gianluca, sono felicissimo di aver realizzato eh questa cosa sì, qua. davvero, è un disco credo che dischi come Sì. questo, il Paganini della Fisarmonica, con tutte i capricci, quello che è inserito dentro questo CD sia proprio una tua esclusiva, immagino e penso, perché Direi proprio di di sì. sì. Ancora adesso quando vado su internet, insomma, esce mh, parecchio ecco, di questa cosa qua. Mi fa veramente piacere perché è una cosa che mi dà anche una certa personalità ecco, eh, Bravo, certo, nel anche questa suonare. Ecco. esclusiva. Senti, cambiamo Sì. genere adesso, proviamo ad ascoltarti nella fantasia su musiche di Nino Rota, così cambiamo completamente genere, vediamo con Nino Rota come Sì. hai interpretato le sue musiche con la tua bellissima fisarmonica. Nel frattempo ricordo che girano sempre le tue fotografie, che tu qui c'hai delle bellissime scarpe rosse, eh? Adesso è passata. Brava, è un tocco che ho aggiunto ultimamente. È molto carine, sì, delle scarpette rosse. Bravo. Ma sì, Eh, perché quando si era parlato del repertorio personale, come quando si include, come in questo caso, le musiche di Paganini con la fisarmonica, qualcuno mi aveva anche consigliato anche perché non metti anche qualcosa di personale anche nel look. eh, Però avendo la fisarmonica proprio addosso, non potevo pensare a qualche camicia carino, particolare. carino. E ho pensato proprio a delle scarpe rosse, E come insieme si nota anche. all'altra fotografia con la rosa rossa stanno molto bene, oltretutto essendo la fisarmonica scura, essendo tutto scuro, così questo tocco colorato è Sì. bellissimo, bravo. Allora passiamo alle fantasie su musiche di Nino Rota e sentiamo qua cosa ci offri Gianluca. Sì.
quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E torniamo in diretta, carissimo Gianluca Campi, un brevissimo stacco pubblicitario. Abbiamo seguito queste bellissime fantasie su musiche di Nino Rota. Nino Rota si presta veramente a essere interpretato con qualsiasi strumento. Sì, e non solo, anche come avrete notato, anche con delle improvvisazioni jazz, così, perché era un compositore molto eclettico e faceva, diciamo, ispirare anche su cose, su arrangiamenti particolari, ecco, come in questo caso. Senti Sì. Gianluca, stai preparando qualcosa di nuovo, qualcosa di qualche autore che non hai mai interpretato? Hai in programma appunto? Ma diciamo che anche se tanti mi conoscono soprattutto sul virtuosismo, a me è sempre piaciuto anche su compositori barocchi, così, ecco, anche Johann Sebastian Bach, che diciamo con la fisarmonica, essendo strumento aerofono che accomuna come nella stessa familiarità come l'organo a canne, ecco, anche a sfoderare brani che da tanti anni che ad esempio non facevo, come la toccata e fuga in re minore, che vorrei riproporre quest'anno. E poi ci sono sempre anche dei compositori clavicembalistici che ultimamente ho tirato fuori, come Baldassare Galuppi, che era un compositore veneziano, Veneto. no? Sempre diciamo della schiera come Antonio Vivaldi, Le Grenzi e vari, ora che non mi vengono in mente, anche Marcello, ecco. Benedetto Marcello, cose che peraltro sì. tu hai già inciso, perché Bach, Vivaldi li ritroviamo comunque se giriamo su YouTube troviamo queste tue Sì, esecuzioni. sì, assolutamente, sì. Attualmente diciamo che mi ispiro sempre su quei, più che compositori, anche su quel tipo di filologia musicale, ecco, su quel tipo di genere, ecco. Non ho ancora affrontato cose particolari, anche perché quando poi arrivo nel periodo del romanticismo, diciamo così, e poi quando passo più in avanti svio sempre con generi un po' più particolari, come dicevo prima, anche la musica da film, anche Ennio Morricone ad esempio interpreto. E a Bravo. differenza di Nino Rota, Ennio Morricone si può lasciare così com'è, ecco, la sua magia traspare anche È già così, completa. nella sua semplicità. Sì, Senti sì, Gianluca, già così. allora intanto ricordiamo siamo collegati con te, Gianluca Campi, concertista, fisarmonicista, Sì. molto simpatico, molto versatile con la sua fisarmonica e adesso ti ascoltiamo, dura poco, quindi riusciamo a sentirlo per intero, Il volo del calabrone di Rimsky-Korsakov, dove anche qui tu non lesini veramente grande virtuosismo.
Ma gli applausi arrivano anche da Lorenzo e Svevia, che sono i nostri Grazie. giovanissimi tecnici. Nel frattempo aveva chiamato Giacomo, però non ha avuto la pazienza di aspettare tutto Nino Rota e quindi ti trasmettiamo i suoi complimenti. Ripetiamo il numero di Grazie. telefono per chi volesse intervenire senza filtri né censure, va immediatamente in diretta 02 92 94 72 22. Ho sbagliato il tuo nome, Sveva? Ho sbagliato il tuo nome perché io li sbaglio sempre i nomi. No. Ah, ecco. No, sai, mi spiacerebbe, sbagliano anche il mio, quindi mi scoccia un po' quando si sbaglia il nome. Senti, Certo. Gianluca, Sì. adesso, visto che tu hai parlato di Bach, spiegaci un pochino questi passi di luce, perché nel filmato ti si vede che cammini, che fai un percorso veramente un po' monastico, e adesso non possiamo mandarlo tutto, però raccontaci cosa è successo in questo. Te lo ricordi? Sì. Dove stavi Allora, andando? Magari ne vediamo un pezzettino con il. Dove stavi sì. andando, Gianluca? Ma allora, ci sono 2 video, a dire la Sì, verità, no, esatto, sì. realizzati tra l'altro dalla regia di una carissima amica, qua proprio ligure anche lei, di Martina, Martina Fusca. Diciamo che il tutto è nato per gioco perché io volevo, all'inizio così eseguire una corale di Johann Sebastian Bach che in italiano si intitola Io ti invoco mio Signore Gesù Cristo, perché lui, compositore, tra l'altro apro una piccola parentesi, Ecco, scusa lui, Gianluca, ti sì. interrompo, stai già camminando su un acciottolato a piedi, però c'hai le calze e ti stai avvicinando a una bellissima chiesa. Ecco, io Sì, ti illustro infatti cosa io stiamo volevo seguendo. registrare questa corale in questa bellissima chiesa che è la Basilica dei Fieschi, lì vicino a Lavagna, a Salvatore di Cogorno, è proprio il paesino, ed è molto suggestiva. E volevo eseguire questa corale che ha diciamo uno spessore, una profondità proprio spirituale, ecco, perché oltre a pensare a composizioni per organo, clavicembalo, violino, eccetera, eccetera, e per altri strumenti, lui compose anche delle corali, perché fu anche Kapellmeister nelle chiese come compositori del suo tempo che ebbero questo incarico e quindi dovevano anche comporre in modo veloce per ogni ricorrenza, no? E ci sono queste corali che sono talmente stupende che sono state anche riportate nelle grandi sale da concerto, nei teatri, così. E ho fatto questa trascrizione di questa breve corale per organo e volevo registrarlo in questa magnifica basilica che poi vi è stata poi costruita, come dire, una regia, ecco, si può dire una cosa così, dove appunto io arrivo così come un po', come si può dire, È un po' un eremita, a parte che come dovresti un essere. eremita, sì, un po', Senti diciamo, Gianluca, intanto prego il sì, tecnico, prego il nostro Lorenzo di rimettere. Lorenzo, scusa, rimetti il filmato così vediamo il maestro che entra in chiesa e nel sì. frattempo che lui entra in chiesa e che Lorenzo ripristina il filmato proprio per vederti varcare la soglia della chiesa, sentiamo questa chiamata in linea. Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Ah, buongiorno Buongiorno. Elisa. Allora, Volevo salutare te e complimentarmi con il tuo ospite, che se non sbaglio però è già stato tuo ospite, perché io sì, ricordo di anni averlo già fa, sentito. anni fa. Ecco, Ecco, allora brava. si vede che ti seguo da tanto perché io me lo ricordavo. Bene, bene. E quindi bravissimo, quel volo del calabrone da brivido, bellissimo, bravissimo. Tu questo Grazie. Come dico sempre, strumento corto ma che riesce quindi a intenso. fare musica di ogni genere e a rendere proprio emozionante il pezzo, quindi Ecco, adesso il nostro complimenti. Gianluca, non so se ci segui con la televisione o con il filmato, sta entrando coi calzini, però dovresti essere scalzo Gianluca, per essere più. Sono scalzo, a dire la Ah verità. sì? Sembrava che tu avessi Sì, dei sì. calzini, no? Stai No, en- no, no, a piedi nudi, proprio giusto, giusto, come, giusto. Ecco, adesso stai come varcando deve essere. appunto la soglia della chiesa e entri, vediamo un pochino. Stai entrando e quanto ci metti a Sì. arrivare allo strumento e suonarlo? Beh, lì entro ed esploro, guardo Ah, la esplori, chiesa. guardi?
e poi a sorpresa mi vedo questo strumento lì che è Sì, che è sei lì proprio scalzo. sull'altare, proprio a sorpresa proprio. E quindi lo suoni? E quindi lo suono questa corale, poi mi giro verso Gesù Cristo, proprio perché invoca questa corale, poi, e quindi porta questo. E Ecco, ti mi stai vedete avvicinando. anche poi senza barba. Se stai avvicinandoti allo strumento, infatti alla tua fisarmonica, ecco, adesso Sì, la prendi, lo dico per chi non ci riesce a seguire col canale certo. 252, prendi la fisarmonica e E visto che inizia anche questo tu non stupendo riesci a corale. seguirla e cominci ad accarezzarla, Sì, sì, la accarezzi, come un dono, ecco, sì. eccola qua, adesso la prendi proprio, te la prendi in grembo e Sì, cominci a suonare. Allora noi stiamo zitti perché in questo luogo di preghiera bisogna ascoltare in giusto. religioso silenzio. Molto bello questo filmato, Gianluca. Speriamo che molti l'abbiano potuto seguire con il video, dove tu appunto sei entrato in Grazie, questa sì, basilica, veramente molto suggestivo, molto sì, molto spirituale, spirituale, ecco, ecco. Sì, veramente questo corale, spirituale. ecco. E tra l'altro non sono mancate anche le campane, hai Eh visto? sì, Io penso che, ma è stato casuale? penso che sarà stato intorno a mezzogiorno quando ho finito Quindi di erano del suonare. tutto casuali le campane. Sì, sì, e Ah, poi sì, sono arrivate bellissimo, e ha sono state concluso. registrate anche loro. Bello, Sì, bello, veramente molto bello. E anche l'altro sì, filmato, Passi di luce, che hai registrato, adesso non abbiamo tempo per farlo seguire, lì addirittura vieni certo. accolto e ti offrono un pranzo così molto Sì, di campagna, anche lì c'è tutta una poesia di questo
diciamo invito Sì, che precede poi quello che tu suonerai con la fisarmonica, Gianluca. Belli, veramente sì, belli. sì. Grazie, Quando sì, 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 sì. tornerai qua in diretta li presenteremo con te presente, proprio visto che abbiamo la possibilità del digitale terrestre. Senti Gianluca, allora Sì, andiamo avanti ancora che abbiamo un pochino di tempo. Dunque, chiedo anche al tecnico nella nostra scaletta cosa troviamo. Il Carnevale di Venezia? Cosa troviamo? Abbiamo fatto la campanella? Non l'abbiamo già fatta la campanella? Il moto sì. perpetuo si è perduto. L'abbiamo già fatto il moto perpetuo? Moto Moto perpetuo, che non è perpetuo. stato ancora. Ah, ecco, grazie. Moto perpetuo, sempre di Paganini, dura poco più di 3 minuti, quindi riusciamo ad ascoltarlo per intero. E qui sentiamo nuovamente la tua bravura, visto che sei il Paganini Grazie. della fisarmonica. Ma eh, sfumiamo gli applausi che comunque sono super, quindi sono tutte esecuzioni pubbliche queste che stiamo Sì, ascoltando, Gianluca. quelli dove ci sono gli applausi, sì, 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 sono dei live, ho fatto un live, sì, di questo. Senti, Penso che qua parliamo di un po' di qualche anno fa. vabbè, non importa, sono sempre attualissimi. O tu ti accorgi Sì. che magari a distanza di anni li suoneresti in maniera diversa, o sei soddisfatto Beh, comunque? sì, cambia sempre qualcosa, ma è giusto anche così perché col passare degli anni si accumula l'esperienza e si possono, faccio un esempio, rallentare certe cose oppure velocizzare altre, cambiare anche a livello musicale, poi è bello anche cambiare oltretutto, ecco, anche se poi magari nella maggior parte delle cose rimangono abbastanza
e perché da giovani si è un po' più frenetici così, e più da grandi, Ma per noi non ce ne dire. accorgiamo, Gianluca, quindi a noi va Sì. benissimo così. Senti Gianluca, tu sei anche Certo. docente presso il Centro Musicale Genovese Mancini e tieni Sì. masterclasses in Italia e in Germania. Sì, 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 io affianco anche diciamo, alla didattica, anche se ultimamente ho avuto più diciamo, attività concertistica che non di insegnamento, però questo lo faccio sempre e nonostante che abito in provincia di La Spezia mi sposto sempre a Genova perché ho iniziato lì e ho sempre continuato eh, ad avere numerosi allievi, ecco, nella mia città, che poi Genova è la mia città dove nasco e dove sono anche cresciuto, ma adesso mi trovo in provincia di La Spezia e non so se tu hai saputo, 3 anni fa mi sono anche sposato e quindi poi sono trapiantato qui. Questo non lo so Gianluca, non mi hai tenuto informata del fatto che tu ti sia sposato. Eh sì, perché poi tante cose si tralasciano perché insomma No, era una cosa così importante. è una cosa Adesso- molto importante, però siccome ho avuto una convivenza di tanti Ah, anni quello mi me è la rimasto tale ricordo. quale, Io ero rimasta diciamo, ecco. quella convivenza. Sì. Quindi hai sposato Sì. la signora che io avevo conosciuto. Sei rimasto fedele alla Sì. tua convivente. Bravo, Sì, bravo sì, 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 Gianluca. sì, sì. E quindi ormai mi sento, diciamo, come di questi posti, che appartengo Certo, a giusto, questi giusto. posti. Senti Gianluca, tu hai fatto recentemente questa tournée in Sud America, hai toccato paesi come l'Argentina, il Brasile, hai eseguito il tango tradizionale, hai riscosso grande Sì. successo. Quando è stata questa tournée? Allora, è stato appunto 3 anni fa. Parliamo del nostro inverno e la loro estate, ecco, quindi è stato a dicembre. È stata una cosa improvvisa, no? Dove un amico ha radunato, diciamo, musicisti genovesi. E loro erano partiti con la nave dalle isole Canarie e da lì hanno attraversato l'oceano. Io invece mi sono ritrovato con l'aereo a Rio de Janeiro. Voglio dire, da Rio dove abito a Rio de A Rio de Janeiro, Janeiro. no? Un po' diverse E le due. quindi sì, ci siamo incontrati lì e abbiamo eseguito il tango argentino per il pubblico argentino, tra l'altro sia in Brasile che a Buenos Aires, che tra l'altro siamo poi scesi lì a Buenos Aires, abbiamo suonato tango tradizionale, ma così un'improvvisata e poi quando siamo rientrati in Italia, poi abbiamo fatto anche una seconda tournée in Sud America e abbiamo anche formato un trio che è particolare, che sono gli stessi musicisti con la chitarra baritonale, quindi uno strumento molto particolare che fa sia da chitarra che da basso, e batteria, che è uno strumento inusuale proprio per il tango tradizionale. E Bene, sono strumenti che sono stati inseriti quando c'è stata la rivoluzione del tango, come nel caso di Astor Piazzolla, no? E da lì abbiamo formato questo trio che si chiama Trio Baires, che facciamo tango tradizionale ma riarrangiati, li abbiamo rielaborati, ecco. ecco, Gianluca, oggi non li abbiamo in Sì. scaletta, quindi No, 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 taglio un certo, pochino il tuo certo. parlare perché dobbiamo chiudere 5 minuti prima. Allora, io Ok, vorrei, tu non la vedi, però io la vorrei mandare in onda, questa bellissima filmatino che dura 1 minuto, è un filmatino di Castelfidardo, la capitale della fisarmonica, dove io ho fatto questo filmatino alla più grande fisarmonica del mondo. Tu non la vedi, però te la manderò poi caspita. ecco, la vedranno i nostri ascoltatori intanto. C'è questo signore con questa gigantesca fisarmonica che su uno sgabello riesce a suonarla. La mandiamo in onda, Certo, tu ascolterai queste 2 note, sì, poi ci saluteremo su qualcos'altro che chiuderà questa sì. piacevolissima chiacchierata.
Chiudiamola qui. C'è questo signore Gianluca arrampicato su una scaletta che sta suonando questa fisarmonica che è il doppio di lui. È una Ma fisarmonica che... pensa, L'hai sei vista? stata a Castelfidardo A Castelfidardo, proprio, mi fa esatto, sì, veramente dove c'è... piacere. Ecco, è Ma così. tra l'altro io quest'anno sono stato a Castelfidardo, guarda un po' la coincidenza che ho visto lo strumento L'hai visto più anche grande tu? del mondo, l'ho vista anch'io, ma tra l'altro io non mettevo piede in quel bellissimo paese da parecchi anni. E quest'anno sono stato sia in giuria in qualità di presidente della categoria senior virtuoso e sia ho fatto 2 concerti. Bene, Quindi allora... va proprio a cascare a Bene, spagnolo. mi fa piacere. Senti Gianluca, ci salutiamo con Vivaldi, perché dobbiamo che su Vivaldi noi ci salutiamo, lasciamo che Vivaldi Certo, concluda con queste bellissime note da te interpretate, questa piacevole chiacchierata. Gianluca, io ti ringrazio veramente per la tua partecipazione. grazie a te, Torna grazie a te, mi ha presto fatto qua negli tanto studi col tuo piacere. strumento e a Lorenzo e Sicuro. Sveva un grazie e buon lavoro ai nostri giovanissimi tecnici. Un abbraccio Gianluca. Anche a te, che io ti saluto sempre in modo affettuoso perché mi ricordo sempre, Bravo, e fai ormai bene. sono un po' di anni, ecco, È e anche un giusto. saluto alla regia ovviamente Grazie e a Gianluca. tutti gli ascoltatori. Allora con Vivaldi e la tua fisarmonica a risentirci cari amici la settimana prossima.